Una verifica dello stato di salute del sindacato in Sicilia e in provincia, ma anche un momento per riflettere sui rapporti con i governi nazionale e regionale, solo sulla carta esecutivi amici. Questi temi degli stati generali CGIL che si sono tenuti oggi ad Agrigento. Diversi punti alle vertenze sul tappeto. Tutto è fermo, cioè non basta e non serve che un sindacato, il nostro in modo particolare, abbia messo in campo questa iniziativa e abbia cercato di interloquire con le forze imprenditoriali, con le altre forze sindacali per dire guardate sono queste le questioni su cui dobbiamo fare le battaglie. Poi ci manca l'altro pezzo ed è ogni volta ci fermiamo lì, ci manca il pezzo nel quale poi si incontrano i governi, quello regionale e quello nazionale, e si riportano a casa le soluzioni, le risposte. Su questo dobbiamo costruire la battaglia. Noi per questo abbiamo pensato a questa nostra iniziativa di oggi. Stati generali convocati per fare il punto su una situazione politico-sindacale e definire bene o male le iniziative da pianificare da qui a domani. Sì, noi pensiamo che il tema centrale in questo momento sia il lavoro, ma non quanti diritti cancelliamo, bensì quanti posti di lavoro noi creiamo. Partiamo dal sud e partiamo da Agrigento proprio perché per noi è prioritario segnalare al governo che la vera emergenza è come creiamo occupazione, non quanti diritti cancelliamo, a partire dall'articolo 18 o alla discussione assurda che sentiamo fare in queste ore sul TFR in busta paga che dovrebbe corrispondere a degli aumenti salariali, quelli sono già soldi accantonati dei lavoratori. Vorremmo che il governo aprisse un confronto con le organizzazioni sindacali sul tema centrale, prioritario per noi, che è quello di come ripartono gli investimenti, di come creiamo posti di lavoro, di come superiamo veramente il dualismo del mercato del lavoro, non togliendo diritti a qualcuno, provando a non darne a tanti, ma esattamente facendo il contrario, magari per esempio cancellando molte delle 46 tipologie di lavoro precario che ad oggi esistono, estendendo in maniera universale gli ammortizzatori sociali, soprattutto creando opportunità di lavoro. Opportunità di lavoro da realizzare in un'area del Mezzogiorno che già è devastata di suo da tempo. Sì, sicuramente la sfida riguarda un migliore utilizzo dei fondi strutturali. Siamo ad oggi e siamo ancora in ritardo sull'approvazione dell'accordo di partenariato, il che ci fa presagire che come sempre noi inizieremo la nuova programmazione in ritardo, spenderemo questi soldi in ritardo, non ci sono piani nazionali di investimenti nei settori strategici, a partire per esempio dall'energia, dall'ambiente, dalla cultura, dal turismo, che potrebbero dare risposte al Mezzogiorno e che potrebbero creare occupazione. Noi abbiamo presentato il piano del lavoro anche nella provincia di Agrigento proprio per questo. Le idee ce le abbiamo e per queste ragioni il 25 ottobre noi saremo in piazza per dire che ci vuole un'altra politica del lavoro, un'altra politica economica.